Cellini Padova ospita Pontigna, si sposta un po' troppo sulla destra, prova a far tutto da solo, poi non ce la fa. Poi Arubi, buona girata, gran controllo e la palla verso i Foma Okorie, paratissero in Cadem ancora una volta. Okorie, scambio dietro, vediamo cosa si inventa Serena Ingherrua, prova ancora parata in Cadem, la palla finisce però su Sara Rubi che controlla e conclude sul primo palo. Il primo gol casalingo della Cellini è firmato Sara Rubi. Panayotova, vediamo se azionerà il suo sinistro, preferisce andare da Podda, è una idea intelligente ma il passaggio è fuori misura. Podda dall'altra parte, grande inserimento, parata di Martina Brock, decisiva. 1 contro 1 forse Borrini, palla dietro, Ivana Jogap che si fa sorprendere, poi Foma ancora una volta, Ivana Jogap paratissima, fatta molto poco. Conte, scambio, scarico ancora una volta, Panayotova si trova molto bene, la palla dall'altra parte, era proprio Panayotova, ancora una volta. E allora lo scambio, Panayotova prova, che bella palla che ha messo per Podda, la mette in condizione di andare dritta per la porta, paratissima di Martina Brock. Che parata questa, ha lasciato lì la mano, prova Borrini ad andare, adesso ancora Ivana Jogap, faccia lo scambio per il Pio, se la ritrova lì Ivana Jogap, ancora altra parata, doppia parata clamorosa. Altra parata di Cadem che le sta prendendo tutte e un po' sta anche ipnotizzando le giocatrici della Cellini. Poi gran scarico, questa palla dritta sull'ala in turno 2022 che non la vedevamo in campo in Serie 1 femminile. Per il suo esordio oggi contro Padova, subito incursione, palla per Colloredo perché avrà 3 impegni. Che conclusione, Serena Ingherrua. Anic, Sara Rubi e poi ancora Borrini, prova lo scarico, Serena Ingherrua trova l'angolino. 30 a fronte di 30 subiti. Ivana Jogap spara sull'angolino con un buon segnale. Conte, scambio, Panayotova sotto mano all'incrocio, palla dietro per Tanic ma la difesa si chiude ancora molto bene, si può andare dall'altra parte, gran recupero di Stettel con una magia, scambio dall'altra parte per Crosta ma sbaglia, buon recupero di Prela che lì attenta, dall'altra parte Tanic prova ad andare Ivana Jogap invece con doppio giramento, può anche passarla ma preferisce continuare di forza. Poi buon recupero di Borrini, fermata, prova a correre adesso Ivana Jogap, scambio dall'altra parte per Mazzaro che corre verso l'area, Mazzaro in questo finale. Poi Sara Rubi, palla verso Ivana Jogap che prova la virata, Ivana Jogap! Nelli ha spazio per tirare, palleggio, scarico, buona difesa di Borrini, penso che qua si chiuderà la partita, si va verso Sara Rubi e finisce qui. 20 a 37, Pontigna sbanca il pala farfalle.